Ecco, dobbiamo dare l'esempio concreto di una cultura dell'accoglienza che sia integrale. Una cultura dell'accoglienza deve mettere tutto al centro, l'accoglienza come un nostro valore a 360 gradi e che sappia misurarsi con la sfida della globalizzazione, questa accoglienza. Quella sfida che porta con sé, come è ovvio, anche maggiori opportunità di circolazione delle persone, perché nell'era globale tutto si muovono i capitali, si muovono le merci, si muovono le notizie, si muovono gli esseri umani e non solo per turismo. E i migranti oggi sono l'elemento umano, l'avanguardia di questa globalizzazione e ci offrono uno stile di vita che presto sarà uno stile di vita molto diffuso per tutti noi. Loro sono l'avanguardia dello stile di vita che presto sarà uno stile di vita per moltissimi di noi.